Buonasera a Buongiorno, tutti. buonasera a tutti cari amici, benvenuti anche questa sera alla nostra live civili interattive con Ilde Garamaretto Veneziano. Bene, Ilde, vuoi dire qualcosa ai nostri amici? Siamo al consueto appuntamento del mercoledì, sono le 21 ed è mercoledì 24 novembre. E Ilde, calma un attimino, già 3 persone collegate che ci guardano, 2 sono io e te, e il terzo sarà capitato per sbaglio. Per sbaglio. Per sbaglio. Passava di sotto e via, ci è venuto a trovare. Ilde, dai, racconta qualcosa ai nostri amici. Bene, allora benvenuto a quest'impavido. che- Benvenuto questo impavido, speriamo che abbia il Green Pass, così siamo in regola. Io tengo le distanze Lascia stare sociali. che adesso vogliono far uscire il Super Green Il Pass, Super Green altro Pass con giro. la quarta dose, stanno già pensando alla quarta, non sanno più come inventare e via. No, no. 8 persone, 8 persone. Olè. Il pallotto di Ole, ma lo so, sono tutti in casa perché c'è il Super Green Pass, sono tutti qui con noi. Ma Bene, sì. Indy, dai, racconta qualcosa ai nostri amici mentre aspettiamo i valorosi, i coraggiosi. Beh, le solite cosine, tanto per acclimatarsi. Vale a dire che quando mettete la domanda, mi raccomando, dovete mettere il vostro nome, la vostra data di nascita. La domanda Green deve Pass, essere sì, codice fiscale, anche fiscale, ultima dichiarazione DNA, dei redditi. redditi, sì. Allora, mi raccomando, poi dovete mettere comunque una domanda formulata in modo chiaro perché avete una possibilità, diciamo così, di ottenere una risposta gratuita, una risposta professionale per la serie che è lo stile, il metodo applicato durante i consulti privati, dunque non vi facciamo solo una cosa così tanto per, vi stiamo Ilde, dando stringi che un'opportunità. soffro, non riesco più a respirare con la mascherina. No, sto scherzando. Vabbè, e dicevo, mi raccomando dunque, approfittate di questa occasione chiedendo qualcosa che vi sta a cuore. Dunque niente domande generiche, anzi possibilmente se date qualche indicazione in più sulla situazione della quale ci ponete la domanda. Se ovviamente questa situazione dovesse riguardare anche un'altra persona, dovreste mettere il nome e la data di nascita anche dell'altro soggetto della situazione. Bene, ovviamente sia il Marietto che la sottoscritta sono disponibili per consulti privati professionali, un consulto dura 45 minuti a un costo di 20 euro, i consulti possono essere tenuti con disciplina mista, oppure se preferite la radionica, la radiestesia useremo questo, se preferite la tarologia useremo ovviamente la tarologia e se invece vi lasciate guidare useremo tutto quello che abbiamo al nostro arsenale per darvi le risposte. Astrologia. Esatto. Bene. Dunque, se vi interessa approfondire le vostre domande, se vi interessa magari fare più domande, bene, vi aspettiamo in privato, ovviamente lavoriamo su prenotazione, dunque è quasi raro trovarci il giorno stesso, dunque questo va detto. Allora, poi un'altra cosa, comunque quotidianamente divulghiamo e diffondiamo materiale gratuito sui gruppi Facebook, Esatto. Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo è un gruppo, l'altro gruppo è i Casti Sacerdotali, dunque divulghiamo proprio le materie o comunque argomenti legati alle materie di cui ci occupiamo. Il sito, perché abbiamo anche un sito ormai dal 2015, anno in cui il Marietto lo ha messo online e ha cominciato la divulgazione della radionica in forma gratuita. Nel tempo i circuiti sviluppati dal Marietto sono stati raccolti in dispense all'interno delle quali trovate anche delle semplici istruzioni di utilizzo. Gli approfondimenti per quanto riguarda i circuiti e le dispense disponibili, come dicevo, gratuitamente, dunque chiunque può andare al sito www.ilcapitano.altervista.org e scaricare il materiale che c'è a disposizione per tutti.
e se vuole capire come usarlo, il potenziale di questa disciplina della radionica e delle onde di forma, potrà approfondire tramite i canali YouTube sia del Marietto Veneziano, da cui trasmettiamo questa sera, sia sul mio canale YouTube che si chiama Hildegarda, per quanti non dovessero conoscerlo. Cercate nelle playlist dove troverete appunto tutti i video di spiegazioni e molto di più, non c'è solo la radionica, abbiamo divulgato moltissimo altro materiale. Bene, io direi che abbiamo fatto tutta l'introduzione. Hai La dimenticato sezione shop. la sezione shop, che è quella che ci dà la Certo, possibilità di sopravvivere, di e dare anche questo servizio di dare questo gratuitamente servizio gratuito a e di tutti, certo. offrire servizi pregiati di qualità, insomma, per me pure. Sì, nella sezione shop potrete trovare i nostri servizi a pagamento, dunque vedrete che ci occupiamo anche di ritualistica di alta magia cerimoniale, ci occupiamo di programmare e configurare insomma talismani di protezione, ma anche Mh. che sono Sigilli. programmabili. Aspetta, ci arriviamo, Scusa, programmabili per le varie aree della vita, tutto è riconducibile a frequenze e a scie energetiche, dunque noi, in base alle vostre richieste, programmeremo il ciondolo nelle direzioni da voi preferite. Ma anche, sempre appartenente alla tradizione ritualistica salomonica, anche i sigilli che insomma compensano condizioni astrologiche zoppicanti. Dunque, se siete deboli in qualche area della vita, oppure se volete potenziare qualcosa, avete degli obiettivi, possiamo anche procedere tramite i sigilli. Sì, Marietto. chiediamo anche ai nostri amici se gli piace il nuovo format con sotto le scritte in giallo, o che si vedono le loro domandine, insomma quelle cose lì. Se Beh, vogliono scriverlo nei commenti sarebbe carino, così certo, che perché no? vediamo Piccolo sondaggio in un piccolo diretta. sondaggio così. Boh, penso che abbiamo detto tutto. Direi di cominciare a Sì, salutare. dai, incominciamo a salutare, via. Buonasera Pierluca, buonasera Loredana, buonasera Pupa, buonasera Viola, buonasera Christian, buonasera Angela, buonasera Roberta, buonasera Gemma e vabbè poi Roberta che pone la domanda. A me non piace molto. Viola La la prima che banno. risponde. Banna No, subito. povera Viola, lei hai chiesto l'opinione, dunque Non lo poi la chiedo devi più, non lo aspettare. chiedo più. Non Sappi lo Viola che perché rimane nome Eh beh, cognome. è la professionalità e noi diamo le cose Questo gratis. purtroppo dipende da voi e come avete impostato il vostro profilo YouTube, non da noi. E certo che vorreste, chiaro, un po' di privacy, quella sicuramente è garantita nel consulto privato, Certo, purtroppo. certo. Noi dobbiamo Allora, va fare il bene. nostro bene dai, Cominciamo a partiamo rispondere? ma sì Te l'ho dai. detto con un accento piemontese quasi vergognoso. Cominciamo a rispondere? Né? Eh? Mi è scampato le radici. Allora, andiamo con Loredana. Ciao tesoro, volevo sapere se Anna, 27 giugno 75, oltre Sebastiano, 25 settembre 63, ha un altro uomo. Okay, allora facciamo il Mh-mh. pendolino, ti tolgo un attimino e facciamo la solution. Mh. 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 Giuro che leggevo i commenti. Ilde cosa dici? Ma si autocensura. No, no, dicevo continua tu perché io cosa Allora, hai cosa ha detto visto? il pendolino? Perché io stavo ma come si fa a fare così? No, dico, Ma stiamo giocando a nascondi cucù. allora, cosa ha detto il pendolino? Perché io veramente stavo leggendo e sentivo Ha detto che c'è qualcos'altro? Così, poi alla fine è andato su un sì un po' tirato per i Un po' capelli, debolino, ma un po' deboluccio, Vabbè, gli tremavano un po' le gambette. allora vediamo se Anna, oltre a Sebastiano, ha un altro uomo. Vediamo cosa dicono le sibille, magari è work in progress per la serie.
Mh, beh, guarda, che arrivi un incontro o che ci sia stato di recente con una persona nuova, un incontro che potrebbe essere anche, un segno del destino, non si esclude. A chi le basta cortesemente? Allora, vediamo un po'. Ops. Mamma mia, stasera sono elettrica. Vediamo un po'. Mh. Dunque, vediamo se si vedono bene. Ecco, penso di sì. Allora, beh, ha un corteggiatore probabilmente già dal passato e forse, probabilmente, un corteggiatore precedente al Sebastiano, che comunque risulta, l'uomo grande, risulta la persona con cui comunque probabilmente, ha orientato la sua scelta lì, il suo pensiero lì. Dunque, è possibile comunque che in questo momento, magari, abbia ogni tanto qualche pensiero di nostalgia nei confronti di quell'altra persona, ma fondamentalmente in questo momento non sembrerebbe avere, cose particolari, perché la donna maritata è normalmente una persona che comunque resta dove ha scelto di stare, cioè con la persona ufficiale. Magari è anche contenta, no, delle attenzioni, ma in questo momento non sembra, approfondire. Però però devo dire che probabilmente o questa persona sarà parecchio insistente o in futuro comunque si creeranno delle situazioni un po' così ed è possibile che lì cominci ad analizzare o a pensare se ci sono margini di azione. È comunque un uomo più giovane, quest'altro. In futuro, io lo vedo, non vedo una cosa adesso, perché come dicevo adesso lei si sente impegnata. Ma, probabilmente in futuro un uomo più giovane la metterà un po' in crisi, e però ancora non vedo manovre, ma un po' di attesa e un po' di speranza, di aspettativa sembra esserci, perché l'ultima carta del Belvedere fa capire che comunque è lì che cerca di capire al meglio la situazione, una situazione peraltro confusa, no, dunque questa persona comunque è possibile che in futuro metterà in crisi questa Anna. Per quanto riguarda, l'esito però, come vedi, non sembra ci sia tanto spazio per un'altra persona. Probabilmente ogni tanto ha qualche rimpianto, perché come dicevo ci deve essere stato un qualcuno in passato per cui lei ha probabilmente anche, patito, no, qualcuno con cui ha avuto una grande passione nel passato e una storia che deve essere durata anche un po'. Però ecco, fondamentalmente non in questo momento nì. In futuro però non so se il mio è stato abbastanza esplicito, però ecco sempre un po', combattuta, perché si capisce che, la scelta o la valutazione sarà sofferta e non priva di rimpianti. Dunque non è proprio un sì, eclatante, è un po' come quello del pendolino, no, ci ha messo un po'. E dunque sicuramente lei, ci metterà un po' a fare la sua valutazione, forse è per questo che non è una cosa che si vede nell'immediato. Okay Marietto. Eccomi qui, cucù. Bene, andiamo alla prossima domandina della nostra amicizia di Pupa. Sì? Pupa, cosa dice? Allora, Pupa chiede o scrive: "Buonasera Giuseppina, 22 febbraio '87, Mohammed 25 settembre '88, vorrei capire se ci sarà un ritorno, grazie." Va bene, Mh. vediamo se Mohammed torna da Giuseppina. Va bene, adesso ti tolgo così che no, Certo. boh, si possono no, 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 Ma vedo. no, ma si vede male, non è penalizzato così, non ti preoccupare. Okay, va bene. Guarda, vediamo se la nostra il Mohammed torna.
Mh. Cosa dici, Hilde? Ma, Mi sembra un ritorno con la sembra marcia indietro, sembra un marcia in 3. una retromarcia la farà con calma, però si direbbe che ci metterà un po' di tempo perché, come avete visto, non è stato un sì deciso, però probabilmente sta valutando. Allora, vediamo un pochettino cosa dicono le sibille. Allora, se Mohammed torna da Giuseppina, vediamo un po'. Mm. Mm. Allora, beh, diciamo che già anche il taglio lascia margine di interpretazioni diverse e potrebbero sembrare anche diametralmente opposte, pertanto poi approfondiamo ovviamente con la stesa, perché sembra comunque o che lui tornerà, ma cheto cheto, quatto quatto, concio concio, dunque con calma, come abbiamo detto, e quasi inaspettatamente, no? Forse in un momento in cui non te lo aspetti neanche più, lui potrebbe comparire, cioè esce dalla porta, entra dalla finestra, ma potrebbe anche dire che inaspettatamente potrebbe comparire un'altra figura, ma adesso vediamo. Anche perché la carta della fortuna a volte parla di situazioni ovviamente fortunate, ma anche un po' predestinate. Allora, mm, dunque, diciamo che la carta del ritorno vera e propria non compare, cioè generalmente il ritorno può essere tranquillamente associato alla carta della riunione, non significa che non avverrà, probabilmente non è nell'arco dei prossimi eventi e dunque non è necessariamente detto che neghino la risposta del pendolino, perché il pendolino, a differenza delle sibille, che se non vengono appunto indirizzate già dalla domanda a interrogare un determinato lasso di tempo, cioè uno specifico limite temporale, loro danno comunque una risposta in ordine di eventi, dunque i prossimi futuri eventi, compreso anche un quadro rapido, no, di quello che del passato influenza il presente. Dunque, diciamo che eh, pur non comparendo non si esclude. E comunque esistono anche altre forme di ripresa di contatti, eccetera. Infatti, qui cosa dice? Eh, Tanto per cominciare che mercante, nemico, sembrerebbe comunque dare indicazioni di un qualcosa poco chiaro nel passato, come se ci fosse comunque o un secondo fine o uno scopo in qualche modo. Ora, le ragioni per cui vi siete allontanati non le hai indicate, non sappiamo da quanto non siete più insieme, quanto siete stati insieme, mancano un po' di dettagli, ma non importa, è normale, è una domanda online. Ma cioè, c'è un qualcosa che però sembra quasi che lui tenesse d'occhio anche un'altra figura già in passato. Boh, così pare. Oppure magari gli ostacoli, le difficoltà e il tentativo anche di intortare, magari l'ha fatto a te, ok? Al presente stanza, omaggio di preziosi, Meneo Superbia, sembra, cioè è una linea di presente bellissima, però non è un ritorno, è comunque un'indicazione di un possibile incontro, cioè questa persona probabilmente la sta per incontrare. Mm, Dunque, è un incontro che potrebbe anche generare qualche altra cosa in più, cioè non è un semplice incontro dove vi vedete e parlate e basta. Probabilmente
c'è un qualcosina in più e questo qualcosina in più comunque, sembra, un qualcosa che tu apprezzerai, no, e per un momento penserai forse che siete di nuovo una coppia, ma in realtà vedi che poi c'è la carta della prigione. Dunque, ehm, cioè è come se, probabilmente, se vi incontraste, potreste anche comunque avere ancora un contatto fisico, ma è anche appagante, attenzione, però non siete sulla stessa linea d'onda, per quello che probabilmente intendete del rapporto. Dunque c'è un qualcosa che blocca questa cosa qua. Comunque c'è un riparlarne, ma anche qui vedi che c'è contrarietà. Dunque le cose sono 2: o entrano in gioco anche altre persone che, esprimendo il loro parere, alimentano una forma di confusione tra voi, oppure in ogni caso, anche parlando di come mettere a posto le cose, di come intendete la relazione in futuro, non ci sarà necessariamente lo stesso accordo. Comunque allora, nell'esito compare di nuovo il ladro, dunque questa persona che si insinua ancora c'è. Non si esclude ancora che sia anche lui, però capito che, per parlarne come qualcuno che si insinua o come qualcuno che comunque approfitta di una distrazione, di una debolezza, potrebbe anche indicare che lui torna, ma magari non nella forma che vorresti tu e dunque potrebbe anche, volere, semplicemente ritrovare un qualcosa, meno impegnativo, mettiamola così. Comunque sembra che sia possibile una riappacificazione, un chiarimento, però attenzione, c'è la carta dell'amica, non è proprio quello che uno desidera nelle relazioni. Ma c'è anche un altro discorso, un altro potenziale esito, perché il ladro potrebbe anche introdurre qualcuno di esterno a voi 2 e qualcuno che, vista la carta della leggerezza, potrebbe comunque, provenire da fuori o essere di un altro paese, un'altra città, un'altra regione, cioè, addirittura uno straniero. La carta della leggerezza parla di cose anche dal sapore esotico, lontano, diverso, dunque potrebbe anche essere questo qualcuno che inaspettatamente ti aiuta, no, a trovare di nuovo la serenità. Comunque, da quello che vedo, è un mezzo ritorno, sembra disposto a certe cose, ma non a tutto. Marietto? Il marietto eccolo qua. E Dimmi un adesso po', tu che hai andia visto la stesa l'hai vista, sì? O eri che sì, no, gironzolavi? ho visto il ladro, ho visto che insomma è un bel Eh. birichino. C'è in giro qualcuno che, vuole Vedremo. Allora mettere. intanto si è aggiunta anche Angela o sbaglio? C'è un'altra Ma Angela aveva no, già no, scritto sopra, c'era già. c'era già Sì, la sì, nostra sì, sì, ha Angeletta che. aggiunto okay, ha aggiunto una E specifica, adesso benissimo. è la nostra Viola, Viola benissimo. Violetta, che cosa chiede? Allora, se Giorgio le scriverà, 22 gennaio Mm. dell'80 Giorgio. Mi raccomando, tutti scrivete nome, data di nascita, non nomi R, ad esempio, perché Di ho visto uno che fantasia, nomi nomi di fantasia, no, deve puntati, essere una cosa precisa come la nostra segni Violetta. zodiacali. Segni Sì. zodiacali, numero di targa, codice fiscale, no, no, no. Bene, sì, devo in un certo senso rimuovere, e voilà, Vediamo se scriverà il nostro amico. Questa sera sono tutti un po' col freno tirato a mano, Beh, non è certamente, non è certamente un poeta, diciamo, non è certamente un poeta, un tipo che potrebbe scrivere, non so io, l'Odissea o
non so, qualcosina di un po' impegnativa, un tomo da 300 pagine, però qualche cosina, magari un foglietto in una bottiglia, qualcosina. Ilde, ci vuoi Sì, vediamo un po'. Vediamo allora se riesce a non farmi cadere. Eccolo qua, va bene. Ok, adesso stai lì buono, eh? Adesso lasci tranquilla, no? Ecco, se no devo fare la cosa così. Allora, vediamo un po'. Dunque, se com'era già il nome? Ok, Giorgio, e poi brava che hai specificato tutto. Vediamo intanto se Giorgio le scriverà. Eh, mm, eh. Allora, vedi l'incontro con amici o una riunione insieme ad altre persone e subito il taglio, vedo, insomma, probabilmente c'è un qualche rimpianto, magari il suo rimpianto potrebbe essere, mannaggia, è impegnata. Mm. Vediamo un po' però cosa dicono. Cosa dice la stesa? Mm. Allora, in futuro perché no? In questo momento non credo, perché andiamo a commentare intanto la prima linea: sospiri, dispiacere, viaggio, giovane fanciulla, consonante sorpresa. Dunque, probabilmente non era neanche tanto, forse quella sera non era tanto dell'idea di uscire, però insomma in questa serata appunto dove probabilmente si è dovuto spostare, non so, non era come hai scritto tu bene, non era del posto, dunque c'è la carta del viaggio, ecco che fa questo incontro con questa donna, ma un incontro che comunque effettivamente gli è piaciuto, no? Cioè gli piaci, oserei dire che corrisponde il tuo interesse. Però guarda un po', secondo me lui non è che ha tanta voglia di fare l'uomo nascosto che spunta dal taschino o dal cilindro, è un po' come se l'idea, vedi, di insinuarsi in una situazione non è che lo faccia impazzire, perché sa che nascerebbe qualcosa comunque di segreto, qualche cosa. Certo, l'interesse c'è, abbiamo visto, però allora cosa succede? Che secondo me dovrà capitare qualche altra occasione e sembra proprio che in futuro ci sarà un'altra circostanza così spensierata sempre, c'è la carta della speranza, c'è l'omaggio di preziosi, dunque però anche in questo caso, vedi, la carta del bambino, la disgrazia deliranti, cioè impedirà la nascita o il nascere di qualcosa. Se non dovesse impedirlo e dovesse nascere qualcosa, verrebbe subito o scoperto o inizierebbero immediatamente delle chiacchiere, perché c'è la carta dei deliranti. Dunque, diciamo che non è proprio un qualcosa che abbia dei risvolti tanto positivi, almeno non subito. Quello che c'è di positivo poi è l'esito. L'esito è veramente interessante perché alla lunga, e dunque nonostante tutte le difficoltà che sembra che la situazione andrà a vivere o a incontrare, alla lunga sembra proprio che ci sia la riuscita. Dunque potrebbe scattare quel qualcosa in più, ma sarete sulla bocca di tutti. Riempirete probabilmente tutta la compagnia di parole, di pettegolezzi, dunque c'è poi anche chi ovviamente affonderà il coltello nella piaga, però diciamo che non è una cosa di subito. Mm, ma ti devo dire che dalla linea del presente lui ci pensa, e non è che non pensa, però ha questo deterrente, perché secondo me il deterrente è l'idea di fare il ladro, di inserirsi, dunque
e di avere poi di conseguenza tutte le problematiche del caso. Va bene, comunque spero che tutta la lettura sia stata chiara. Andiamo avanti? Chiara, l'ho capito anch'io. Ma Ah guarda, sì? guarda, guarda cosa ci scrive il nostro Christian. Queste sono cose che ci piacciono. Okay, ci sentiremo Sto certo. bene, Christian. Son belle Benissimo. cose, no? Sei d'accordo? È bello che Esatto, anche le certo. persone possano vedere. Ci sostiene Christian anche vibrazionalmente. E vediamo la nostra Angela. Allora, buonasera, sono Angela, 20 agosto '67. Dopo tante tribolazioni troverò pace nel mio lavoro, grazie. Vediamo un Vediamo. po', ti rimuovo e entra in scena il pendolino. Penso che si è impigliato la nostra Angela troverà un po' di pace nel lavoro. Questa sera il pendolino è un po' avaro. Angela, sembra che ci sia qualcosa di buono in arrivo, eh. Sembra che ci siano dei movimenti. Hilde, cosa ne dici? Anche tu hai Eh visto sì, il ho visto, ho pendolino? visto. Soffriva per lei quando è partito. Allora, vediamo comunque cosa dicono le sibille per Angela, 20 agosto '67 e il lavoro. Vediamo se avrà un miglioramento, in futuro. Un po' di serenità. Dai, sì. Intanto ti arriva già una prima soddisfazione tramite, non so, una comunicazione che può arrivare per telefono, messaggio. E dunque già mh. Mh. Mamma mia. Ma sai, eh, mamma mia. Allora, Angela, capisco, sai, purtroppo non è che è ancora finita, ti devi un attimino ancora, come dire, corazzare un altro po'. Ehm, Ti spiego quello che vedo chiaramente. Allora, speranza, morte e prigione. Dottore Amatrice. Dunque la prima linea mette a fuoco una situazione che probabilmente, nonostante, determinate aspettative, invece deve essere arrivato o un cambiamento o una chiusura o la fine di un qualcosa che non ti aspettavi, dunque che hai subito, in poche parole, e chiaramente, hai subito anche come un isolamento forzato, okay, dunque, non so, magari sei stata esclusa o ti hanno tagliato fuori dal gruppo di colleghi, cioè ci sono delle situazioni dove si percepisce un senso di isolamento, però diciamo che, qualcuno, è rimasto un po' al tuo fianco a darti una mano. Solo che la situazione non è ancora conclusa. In effetti tu, sembra che abbia ancora, degli strascichi, no, c'è comunque la carta della malinconia da tenere presente e forse un po' il timore che possa ripresentarsi una qualche situazione che non va. Anche perché c'è qualcuno chiaramente che lavora alle tue spalle o che, ha delle invidie o, per alcune situazioni, crea ostacolo. Attenzione perché a volte il ladro, è veramente qualcuno che sottrae delle cose, che porta via delle cose, e possibilmente potrebbe anche essere qualcuno, ehm, che o ti porta via qualche vantaggio che spettava a te o qualche incarico, qualche nomina che avrebbe magari privilegiato anche sotto un profilo economico. Dunque c'è un qualcosa che, effettivamente, ti porta sofferenza, che poi sia, un danno economico, d'immagine o emotivo, in ogni caso la carta della gelosia, accompagnata dal ladro fa capire che, purtroppo qualcuno ancora non si è rassegnato, non si è calmato. Dunque c'è una situazione un po' così.
Chiaro, poi i dettagli della situazione non sono interpretabili facilmente, perché chi lo sa in che modo effettivamente si stanno manifestando le cose che cercano di dirci, di comunicarci le sibille. Almeno io no di sicuro, ma tu presumibilmente stai già capendo a cosa si riferiscono. Nel prossimo periodo, però, c'è un qualcosa. Intanto la carta del Belvedere annuncia delle cose in arrivo ed effettivamente c'è anche il bambino dietro, dunque c'è una novità. Una novità che però non è chiarissima, non si profila chiaramente all'orizzonte, devi aspettare di vederla ben vicino, perché questa novità poi alla fine vedo che con la carta del vedovo, dunque non sarà proprio subito buona per te, cioè anche questa è un'altra situazione che purtroppo ti tocca subire. C'è anche una discussione con forse quell'unica collega con cui le cose invece andavano, perché amica, disgrazia, deliranti, dunque o capiterà un qualcosa a questa persona o è con questa persona che insomma la situazione va a diventare tesa. Devo dire che insomma non è che vivi proprio in un clima idilliaco, immagino che la mattina andare a alzarsi per andare al lavoro sia un po' una pena. Però ecco, la carta dei deliranti chiude la descrizione del prossimo periodo parlando appunto di momenti di confusione, no? Dove magari vengono riportate delle cose, a volte anche apposta, proprio per creare, per mettere zizzania, oppure pareri contrastanti, si deve trovare una mediazione, cioè chiaro, un clima caotico. Allora però l'esito invita a tener duro, perché ti ripagherà l'impegno, che tu metti nel lavoro, la tua passione. Dunque, oltre a ripagarti probabilmente per te è la tua via di fuga, cioè concentrarti esclusivamente sul tuo lavoro, no, e, non lasciare che tutto il contorno ti turbi più di tanto. Anche perché questa forza di volontà, questa, determinazione ti porteranno poi dei momenti molto più appaganti. La donna di servizio infatti, preannuncia comunque periodi dove vengono riconosciuti i tuoi impegni, i tuoi sforzi, dunque, beh, c'è ancora un pelino di tribolazione, poi andrà meglio comunque, beh, grazie al cielo la vita è una ruota che gira, oggi a me, domani a te. Oggi a te, domani a te e oggi a terra e via. Allora, abbiamo fatto quanti minuti? 37. Facciamo l'ultima, te la senti o... Sì, va bene, Ce la sì. fai? Bene, allora vediamo un po'. Mh-mh-mh. Perché c'è Roberta, però non ha scritto bene tutto, e è riscritta sotto, quindi passerebbe, ma giusto? Guarda le domande, vedi, perché la Roberta non ha scritto in dettaglio come piace a noi, cioè come chiediamo almeno il minimo sindacale. Aspetta, Roberta, okay, e poi dopo aggiunto. Okay, sì, ma tocca a Roberta, va bene, facciamo ancora Allora lei. tocca alla nostra Roberta, giustamente. Certo. Mhm. Allora, tra me e Filippo nascerà una storia. Filippo 5, vedi che mancava l'anno. Allora leggo questo che è quello che hai evidenziato tu. Voglio sapere se tra me e Filippo nascerà una storia. Filippo 5 gennaio 74, Roberta 18 settembre 73. Ok, Ok, vediamo. partiamo Tu con sì, no? se nascerà una storiella. mm? Mi sembra una storiella piuttosto alla Cappuccetto Rosso. Ah Alla sì? Cappuccetto Rosso, Imboscati? qualcuno imboscati. Ma che belle orecchie grosse che hai! Ma che belle! Ma Marietto. Siamo in fascia protetta.
Eh sì, bisogna aspettare le 23, anche se ormai dico, fan vedere robe strane dalla mattina alla sera, Ma però sì, insomma. va. Allora, dunque, vediamo fra Roberta e Filippo, vediamo se nasce una relazione, una storia, qualcosa di... Vediamo un po'. Mm, 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 mm. Occhio perché sembra arrivare anche un'altra persona, un'altra donna, vediamo un po' però. Mm. Ma allora, beh, diciamo che anche se ogni tanto non ho idea, se lo faccia veramente, io sento o mi viene di dire questo come interpretazione, si direbbe che insomma un po' ci sia un po' di movimento, no? Però, capito, partiamo con la carta della falsità e della leggerezza, dunque c'è poco da fare affidamento su quello che dice. Mm? Sembra più interessato così, tanto a perdere del tempo. Infatti vedi che gran consolazione e disgrazia, cioè i sogni muoiono all'alba, come si dice. Anche in questo momento gelosia, malinconia, sacerdote e prigione, dunque non è che sembra tanto tanto partecipe, anzi c'è un raffreddamento e un fermo che se non ha già messo in atto comunque lo percepirai nel prossimo periodo. Sarà sempre, come dire, lì che parla, che fa, che dice, ma la terrà su una questione, la mette su una prospettiva di amicizia, mentre invece secondo me compare in futuro un'altra persona, un altro candidato che a vederla così sembra veramente interessante. Allora, o è lui che in un primo momento si blocca, e poi diciamo che fa ripartire più un'amicizia che altro e dopo magari invece torna di nuovo in cavalleria e dunque che magari torna di nuovo a farsi avanti in modo molto più aperto e spudorato, oppure stiamo parlando proprio di due persone diverse e quello che compare qua e invece sembra proprio una persona molto valida, però attenzione, me lo dà come ritorno, dunque potrebbe anche essere una persona che ancora eh, fa parte della tua vita o ha già fatto parte della tua vita e che torna alla ribalta. Dunque, o è lui che fa un primo stop mentre sembrava essere partito, poi si raffredda e poi riparte, oppure lui proprio stop a ripartire è proprio un'altra persona. Ok, dunque diciamo che per ora non vedo la storia, e nemmeno una storia fisica, ecco, non vedo tradursi questo iniziale approccio che tra l'altro è del tutto inaffidabile in qualcosa di più per il momento. E comunque guarda, ammalato, dispiacere, militare, speranza. Sembra restare più un'aspettativa con lui, no? Un desiderio nascosto, ma con ammalato e dispiacere non credo, ecco, che nasca una storia. Sinceramente non penso ed è a maggior ragione vedendo questo esito che suppongo che in futuro questa persona che compare è un'altra. Ma a vedere quelle carte lì, cara mia, ti dimenticherai presto di questo soggetto, perché questo uomo del futuro, che qua, non so, nell'arco dei prossimi mesetti,
ti farà proprio dimenticare chiunque. Allora, Ma non dirmi che porta un po' di Alzheimer. lei? No, no, dico Lui quest'uomo, le fa da non è che magari l'incantesimo della a casa per dimenticanza. anziani, sai oh, cambiamo subito la diceria, scusa, Sì, la sì, sì, sì. banneria. La senti ancora di farne uno? Sei in Io, forma? mhmm, C'è Achille poi che sì, okay. Allora, ma eh però non abbiamo detto che venerdì ci sei ancora. Certo, venerdì alle 21:30 sul mio canale YouTube sono in diretta, sempre a disposizione, per rispondere gratuitamente. Per quanti ancora non conoscessero il mio canale, e hanno piacere insomma che sia io a Mh. rispondere alle loro domande e che magari hanno partecipato stasera qui sul tuo canale, possono ritrovarmi appunto cercando Ilde Garda. Iscrivetevi al canale così potrete commentare nella diretta e pormi la vostra domanda. Bene Marietto, ricordo però che venerdì, essendo serata di riequilibri energetici, la diretta Mh-mh. normalmente si attesta sui 35, massimo Sì, 40 perché minuti, perché dobbiamo fare le poi pulizie o se no esatto. o anche il sabato mattina, è dura, È una dura cosa sì, a volte impegnativa. succede, siccome sono protocolli molto lunghi, ehm, a livello energetico è vero che noi attingiamo dalle guide e dalle guide anche delle persone, però insomma Scusa sì, ai guarda certi colpi si prendono. guarda che bel commento che ci hai fatto. A noi ci piacciono questi commenti, bravi. E certo, grazie, Fa grazie a sempre voi e piacere. anche della Ah. riconoscenza, no, in fondo siamo qua e vi rispondiamo in modo Ah, gratuito. ecco. Bene, Allora, i prossimi appuntamenti sono venerdì, con il The Garden nel canale di The Garden alle 21:30, poi lunedì prossimo sempre nel canale sempre e poi sempre mercoledì alle e poi 21:30. ogni tanto faccio una scorribanda su Face quando, sono Ma mi sa che ispirato. prossimamente farò anch'io una qualche scorribanda su Una Face. scorribanda tanto per Sì, vedere i nostri amici e spero che mi piaccia certo. questo format un pochettino così, non dico alternativo, Novax, no, quelle cose lì no, però insomma eh? Cosa ne pensi? Andiamo avanti con questo stile? Ma sì, finché è così Finché la andrà barca avanti. va alla siamo in zona protetta? Fascia protetta, sì? Sempre sì, Sempre. ancora. Bene, allora salutiamo gli amici e alla prossima. A Alla venerdì, prossima, non venerdì. mancate.